Zona gialla, riaperture, novità dell'ultimo decreto Draghi, insomma ne stiamo parlando da diversi giorni ormai, osservando che cosa cambia nella nostra vita quotidiana. Questa mattina ne parliamo dal punto di vista dello sport con il presidente del CONI regionale Giorgio Brandolin. Buongiorno intanto e ben trovato. Buongiorno a lei e a tutti. Per capire, insomma, stante le diverse discipline, le diverse federazioni, gli ultimi cambiamenti con la zona gialla, fare un chiarimento, insomma, su che cosa cambia, quali sono le possibilità aumentate di fare sport, in particolare di squadra, perché poi a livello individuale, diciamo, all'aria aperta già prima qualche cosa si poteva fare. Facciamo un quadro generale. Sì, questo non è un DPCM, ma questo, il famoso decreto, è un decreto legge riaperture, ha all'articolo 5 e 6 alcune norme che riguardano il nostro mondo sportivo. In particolare, dal 26 di aprile è possibile fare attività all'aperto di qualsiasi tipo, compreso gli sport di contatto, quindi fare le partitelle di calcetto, di calcio, pallacanestro, pallavolo. Vedo qualcuno che fa anche balli nelle varie piattaforme dei vari paesi, nei parchi dei paesi, e quindi c'è la possibilità di fare questa attività. Poi ci sono delle scadenze un po' più precise, esattamente quello del 15 di maggio per la riapertura sempre all'aperto delle piscine, e poi invece con il 1° giugno è consentito fare attività nelle palestre, non quelle nostre, delle nostre società di pallacanestro e pallavolo che già fanno attività, ma nelle palestre di pesi, dove c'è il tapis roulant, dove insomma si cerca di mantenere la forma fisica un po' in forma, e quelle saranno riaperte con il 1° giugno, fermo restando due cose. Primo, che questo vale per le zone gialle, come siamo adesso noi nella regione Friuli Venezia Giulia. Due, che non è possibile comunque e in ogni caso utilizzare gli spogliatoi. Ultima cosa di novità è che con il 1° giugno, sia all'aperto che al chiuso, sono ammessi degli spettatori nella misura del 25% della capienza, però con dei massimali, 500 all'interno, 1000 all'esterno. Per capirci, se il campo De Ronchi ha 300-500 persone di capienza, lì dentro ci può andare il 25%, cioè esattamente 175. Se invece lo stadio Friuli, che ha 25.000 possibilità di spettatori, al massimo potranno andarci 1000 spettatori. Non so se sono stato chiaro, Sì, per capirci. chiarissimo come quadro Quindi sono generale. due step. Diciamo poi che chi già faceva uno sport e partecipava a dei campionati che erano Sì, stati, che adesso andavano avanti, continua la spiego sua anche questo. attività. Rimane in vigore infatti il DPCM dei primi giorni di novembre 2020, che dava la possibilità di potersi allenare e fare ovviamente i campionati a tutte quelle attività cosiddette e definite di preminente interesse nazionale Mhm. o internazionale. Questo viene definito dalle federazioni, messo sul sito del CONI, e lì trovate tutte le manifestazioni, i campionati che sono tali definiti, e quindi di conseguenza era già possibile da novembre allenarsi e ci si continua ad allenare. Per Di- capirci, la pallavolo, anche se alcuni campionati del settore giovanile sono definiti di interesse, preminente interesse nazionale, quindi svolgono attività regolarmente, così come la pallacanestro, così come il pattinaggio, così come altre discipline. Il calcio ha scelto di definire di preminente interesse nazionale fino alla Serie D, come Mhm. ben sapete. Poi hanno aggiunto l'eccellenza regionale, e nella nostra regione soltanto 2 società hanno aderito a questo e poi svolgono il campionato in Veneto, come ben sapete. Ne approfitto di Per chiederle come capirci. Quello rimane. sta vedendo questa ripartenza dei dilettanti, cosa ne pensa, insomma è stata, chiaramente poi rientra nella Federazione Gioco Calcio, ma insomma essendo il CONI la madre delle federazioni, ecco, come sta vedendo questa ripartenza tra Veneto e poco Friuli?
Ma io, quando sono stato chiamato dall'amico Canciani a un'assemblea delle società di eccellenza, le ho pregate di rimanere unite. Se 18 erano contrari e 2 sole favorevoli a questa operazione, insomma, un po' di ragionamento si poteva fare, anche perché non è che andiamo a fare grandissima bella figura in giro per il Veneto. E quindi io credo molto nell'unità e nella capacità di fare delle scelte che poi siano condivise da tutti. Detto questo, c'era questa possibilità, 2 società l'hanno utilizzata. Parliamo dell'eccellenza. Per quanto riguarda invece le categorie inferiori, ovviamente non sono partite, anche perché l'incertezza di questo virus, l'incertezza di come si prende questo virus ha spaventato anche alcune società, alcuni dirigenti e anche alcuni giocatori, perché ad esempio banalmente uno ha un lavoro e difficilmente rischia di prendersi il Covid giocando a calcio, magari dopo rimettendoci anche sul lavoro, perché ricordiamo che i dilettanti hanno un lavoro e giocano per diletto, non per professionismo. Non sono come i giocatori dell'Udinese o del Pordenone o della Triestina o del Ciarlins o della Manzanese che fanno 3 tamponi alla settimana, non so quanti, 2, 5, quello che è, per essere sicuri di non avere il Covid. Questi, insomma, è difficile governare questa massa enorme di persone. Quindi io credo che dobbiamo attendere con molta serenità il settembre 2021 per la ripartenza veramente, come dire, totale anche nei campionati giovanili piuttosto che di categorie inferiori. Chiaro. Le chiedo intanto una curiosità, quindi in sostanza in questo quadro rientra anche il campionato carnico. Se venisse dichiarato di interesse nazionale potrebbe essere effettuato, visto che è estivo, ma ci sarebbero anche le remore poi delle quali parlava ovviamente, perché anche in questo caso bisogna vedere poi se si è a disposizione a correre questi rischi. Come la vede? Ecco, la vedo esattamente come ha detto lei, insomma, difficilmente verrà definito di livello nazionale, perché insomma, però ha una sua peculiarità, potrebbe anche essere. Se questa è la volontà delle società, se il presidente Canciani riesce a portare questa peculiarità a livello nazionale, si potrebbe anche pensare, però ci sono tutte le remore che le ho appena spiegato rispetto ai giocatori, i ragazzi, i dirigenti che per divertirsi va bene, ma rischiare lavoro, famiglie, problemi familiari e altro per andare a tirare 2 palloni, 2 calci a un pallone, insomma, diventa qualcosa di difficile Sì. e che bisogna ragionarci sopra, ecco. Ultimissima Però cosa, potrebbe anche essere così. ultimissima cosa, dunque, giusto per le famiglie, insomma, chi fino adesso non poteva fare allenamento perché non partecipava ai campionati, quindi ovviamente poi in zona rossa, eccetera, non ci si poteva allenare, che ne so, insomma, Sì. i bimbi che vanno a tirare 4 calci al pallone, non c'è più l'allenamento Faranno una individuale, partitella. cioè ora possono fare anche le partitelle? Esattamente, esattamente come si può fare partitelle di calcetto i vecchietti come me, lo possono fare anche i bambini, insomma. Chiaro, chiaro, tutto chiaro. Sempre rispettando, però questa è la differenza. Gli amatori come me che vanno a giocare a calcetto non devono rispettare nessuna regola, perché non abbiamo, come dire, Diciamo le regole di una buon senso federazione alle devono spalle che si rispettare. detta le regole. I bambini degli allievi piuttosto che dei giovanissimi, eccetera, devono rispettare le regole della federazione del settore giovanile. I Chiaro. protocolli famosi, insomma. Grazie per essere stato con noi questa mattina e buona giornata. Grazie a voi e buona giornata e buon lavoro anche a voi. Grazie.